Nuova sede a Favara di Eurolingue, un'Eurolingue che diventa sempre più a carattere provinciale. Come mai questa idea di aprire a Favara e qual è la vostra offerta? Ma l'idea di aprire a Favara è perché non c'era una scuola di lingua ancora, quindi abbiamo pensato che poteva essere una buona idea. Il nostro obiettivo è avvicinarci quanto più possibile alle persone, cioè rendere la lingua inglese, lo studio della lingua inglese accessibile alle persone il più possibile, quindi quando abbiamo l'opportunità e l'occasione appunto di aprire una nuova sede in un territorio non ancora toccato, diciamo, per noi è sempre una bella esperienza e una buona occasione. Ecco, quali sono le offerte che propone Eurolingue per il nuovo anno scolastico? Sono le nostre corsi abituali, insomma quelli che ormai sono diventati dei classici appunto per noi, e cioè i corsi per i bambini, i corsi junior, quindi per bambini dai 4 ai 6 anni, i corsi Young Learners che già sono mirati alle certificazioni Cambridge per bambini dai 7 ai 13 anni, e poi i corsi Extensive e i corsi Intensive che sono mirati sempre alle certificazioni ma rivolti a ragazzi e adulti, e poi un corso recente che abbiamo inserito che è l'Exam Focus, che è un corso super intensivo, molto breve, di 3-4 settimane, e che dà, diciamo, una rispolverata generale e un'immersione totale prima di fare un esame, quindi è proprio una rinfrescata prima di affrontare un esame. Progetti futuri, magari qualche altro nuovo indirizzo? Progetti futuri, magari probabilmente qualche altra sede, insomma in qualche altra città. Ormai la nostra politica è questa, come dicevo appunto, di avvicinarci quanto più possibile e rendere l'inglese fruibile a quante più persone possibili, e quindi sì, questo è il nostro progetto in questo momento. Poi qui su Favara siamo presenti con collaborazioni con tante scuole, per Brancati, con Falcone Borsellino, quindi insomma ci siamo già spesi sul territorio, quindi penso abbiamo già una certa notorietà, insomma sono persone che ci seguono già da qualche anno. Ecco, l'indirizzo a cui è rivolto il vostro corso di studi non è solo adulto ma anche ragazzi, no? Sì, soprattutto ragazzi, perché sono quelli che hanno più bisogno poi di avere appunto un certificato, una qualifica, perché adesso le certificazioni Cambridge in realtà si chiamano qualifiche proprio per sottolineare, diciamo, il peso specifico, l'importanza che hanno, e soprattutto per loro perché sono gli spendibili poi appunto all'università, nei concorsi pubblici, in qualunque colloquio di lavoro una certificazione Cambridge sicuramente dà una marcia in più e apre tante porte, quindi è soprattutto uno strumento, una certificazione Cambridge che i ragazzi possono utilizzare per raggiungere traguardi sempre più alti, che siano in Italia o all'estero.